Ore 13:35 esce il primo comunicato quasi di giubilo, queste le prime righe. La decisione dell'assessore Gucciardi di riconfermare i direttori generali nelle sedi in cui sino ad ora hanno operato è apprezzabile, in quanto tende a realizzare il massimo risultato positivo per la pubblica amministrazione con criteri trasparenti e oggettivi. Ore 18:41, secondo comunicato, ma con toni devastanti. Dal governo regionale ancora provvedimenti senza senso. Per di più appare anche imbarazzante la decisione di ruotare 3 manager. Chissà quali interessi hanno suggerito questa incomprensibile scelta. Il Titanic è affondato, ma Crocetta e Company fanno finta di nulla. Nel giro di poche ore dunque cambia la visione che Sicilia Futura del governo Crocetta. Sì, perché nel frattempo, nel caldo pomeriggio di ieri, la Giunta vara una mini rivoluzione nell'assetto della sanità siciliana, con i riflettori puntati soprattutto sull'Aspi di Agrigento, dove alla vigilia si dava per scontata la nomina a commissario dell'attuale manager Salvatore Lucio Ficarra, il cui incarico di direttore andrà a scadere dopodomani. Ficarra, vicino alle posizioni di Michele Cimino e dell'area capeggiata da Totò Cardinale, è stato a sorpresa trasferito a Ragusa sotto la decisa e veemente spinta del PD agrigentino, con in testa il vice capogruppo all'Ars Giovanni Panepinto. Il Partito Democratico aveva aspramente criticato l'operato dell'attuale manager, invocando l'arrivo di una nuova guida, e alla fine l'ha spuntata al timone dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, da qui fino a novembre, cioè fino alle elezioni regionali, ci sarà Geri Venuti, proveniente dalla guida degli ospedali palermitani Villa Sofia e Cervello, dove andrà Maurizio Arico, che era alla guida dell'Aspe di Ragusa, spostato dal Papardo di Messina al Policlinico della città dello Stretto Michele Bullo, mentre al Papardo si insedia la dirigente regionale dell'assessorato alla sanità Letizia Di Liberti.